Questo decreto deve essere approvato integralmente e che le contestazioni di cui leggiamo notizie sui giornali che ci sarebbero in Parlamento sono contestazioni in questo momento incoscienti, perché non ci si rende conto che se questo decreto non venisse approvato così come è, ci ritroveremmo dalla sera alla mattina con 10.000 lavoratori bancari in meno, 30 miliardi di affidamenti alle imprese in meno e quindi molti più lavoratori di quanti bancari sono stati salvaguardati in meno nelle imprese che andrebbero in difficoltà. Dopo le critiche giunte dal mondo politico sull'approvazione del governo del decreto legge Salva Popolari Venete, la CISL Veneto e la First CISL Nazionale hanno invece espresso soddisfazione verso quella che sembra l'unica soluzione. Questa è una soluzione concreta, abbiamo avuto 2 anni per trovare soluzioni ma nessuno si è fatto avanti. Oggi c'è una soluzione concreta che dà una continuità, anche se dovremo comunque affrontare una fase di riorganizzazione, di riqualificazione, però dà garanzie non soltanto agli occupati di queste 2 realtà ma anche ai correntisti e alle imprese del nostro territorio. Alla luce di questa notizia anche Adiconsum dovrà cambiare il percorso fatto finora. Abbiamo dato il via a delle cause che oggi non è più possibile fare e quindi bisogna cambiare strada, cosa che abbiamo già iniziato a fare perché chiederemo agli amministratori, anzi ci insinueremo al fallimento per danni, vedremo come risponderanno gli attuali commissari, se respingeranno questa nostra richiesta saremo costretti a fare causa ai commissari. La CISL rivolge poi un appello alle istituzioni, a partire da quelle locali. A tutti i senatori e ai parlamentari del Veneto affinché possano sostenere concretamente per dire veramente prima i veneti, prima il Veneto.